Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Si tratta di una nuova forte ondata di caldo intenso, quella che vivremo nel corso dei prossimi giorni, questo dovuto a un ciclone proprio sulla Islanda che provocherà quindi la risalita di questa area molto calda di matrice africana. Quindi, come vediamo, questa corrente di aria subtropicale, quindi la corrente a getto, porterà verso la Francia, la penisola iberica, poi l'Italia, questa massa d'aria molto calda che influenzerà soprattutto il nord Italia e il centro, provocando una forte ondata di caldo. Già supereremo i 35 gradi nel corso dei prossimi giorni, ma da lunedì il peggio, con picchi anche fino a 38-39 gradi su gran parte delle nostre regioni. 38 gradi per esempio sull'Emilia Romagna, sulla Val Padana centrale e poi ovviamente sulle zone interne del centro. Quindi l'aumento delle temperature dei mari, questo cambiamento climatico si fa sentire notevolmente e questo creerà più avanti ovviamente delle tempeste più intense, e quindi anche Ferragosto si prospetta molto rovente per il periodo, una grande settimana con questa risalita di aria subtropicale che, come vedete, dalla Francia si riverserà verso l'Italia e l'Europa centro-orientale, e quindi solamente quella orientale vedrà un clima più fresco e quindi godremmo di questa forte e intensa ondata di caldo, con temperature, come vedete, meno calde sulla Sicilia. La Sicilia risentirà di temperature meno roventi, comunque fino a 36 gradi, vedete invece altrove dove raggiungeremo facilmente i 38 gradi fino a 39-40 gradi localmente sul Tavoliere delle Puglie. Una tendenza però che vede a partire dalla giornata di giovedì un possibile minimo depressionario davvero molto piccolo, aria molto umida di matrice atlantica, e potrà riversarsi sull'Europa centrale, portare dei rovesci temporali di calore durante le ore pomeridiane, soprattutto sulle zone alpine, localmente quelle prealpine, specie quelle del Piemonte e della Lombardia, ma senza effetti sulla Val Padana, dove risentiremo ancora di clima molto caldo, col passaggio di qualche verdura sottile sulla Val Padana ma innocua e sole prevalente altrove. Questo, vedete la mappa di come raffigura almeno fino al 14 del mese, come riusciremo a continuare a vivere un clima anomalo per il periodo, diciamolo, un cambiamento climatico dovuto a questo anticiclone subtropicale che richiamerà queste correnti molto miti per il periodo. Comunque gran parte dell'Europa vivrà questa ondata di caldo molto intensa, la possibilità solamente venerdì di qualche goccia di pioggia possibile nelle ore pomeridiane sull'Appennino meridionale, e vedete la possibilità che un fronte temporalesco possa riuscire comunque a lambire le zone del nord Italia solamente sulle zone alpine per quanto riguarda Ferragosto, ma si prolungherà questa ondata di tempo molto stabile e molto caldo, probabilmente anche entro la fine della prossima settimana di Ferragosto. Non si intravedono al momento scenari molto instabili, quindi attenzione a questa ondata di caldo. Buon proseguimento a voi di giornata e continuate come sempre a seguirci.